grintosa, voi ve la ricordate un po', e non so quanti di voi conoscete, ma era grintosa, non è che fosse, ma sì, aveva in mente di fare determinate cose, non è che, no, aspetta, fatti più in là, che fatti più in là, andiamo avanti e andiamo. È quell'aspetto legato all'esempio, cioè il fatto che le figure femminili comunque, che vogliono crescere, che vogliono raggiungere certe posizioni, hanno bisogno di questi esempi. E lei per me è stato un esempio, cioè che mi ha portato anche a credere anche nel fatto che potesse crescere. Abbiamo anche avuto discussioni, perché se crescevo, man mano che crescevo, ovviamente avevo le mie conoscenze, avevo i miei aspetti, ma sempre con estrema attenzione. E devo dire che poi nel tempo, vi ripeto, c'è sempre stato poi questo aspetto anche un po' di condivisione del mio percorso e di quello che stavo combinando, arrivando a fare anche il rettore dell'Ateneo Cagliaritano. Per cui io vi ringrazio per questo ricordo, adesso vado di nuovo a litigare con i colleghi sassaresi e poi però torno, perché comunque cercherò di seguire un po' i lavori, anche perché ho letto le tavole rotonde, ho letto i partecipanti e devo dire che ancora mi appassionano un poco. Per cui grazie, buon lavoro e ci vediamo più tardi.